Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata e fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare? Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere 2 consulenti, 2 impresari che si fanno in 4 per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da imparare. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, son pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di me sei gelosa. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni da bambino la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare e la voglia di volare forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrei mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare.